Il progetto ora di un nuovo inceneritore a Fusina, lettera appello dei pediatri di Mestre e Venezia, preoccupati per le ricadute sulla popolazione e sui bambini in particolare. Andrea Rossini e Claudio De Zan. Il Comitato regionale per la valutazione di impatto ambientale ha approvato il progetto Veritas di nuovo inceneritore a Fusina. Dure le critiche degli ambientalisti, scelta inaccettabile, dice il presidente della municipalità di Marghera, Gianfranco Bettin. Ora prendono posizione anche i pediatri di Venezia e Mestre, che scrivono una lettera appello a tutela dei bambini. Quello che ci spaventa è che gli studi su questi nuovi inceneritori di nuova generazione non sono ancora studi sufficienti. Hanno una combustione altissima che libera comunque delle particelle piccolissime, che sono la famosa polvere fine e ultrafine, che entra nel corpo attraverso gli alveoli polmonari e va in circolo. Gli inquinanti dell'aria che vengono respirati hanno un effetto devastante perché creano uno stato di infiammazione cronica. Le conseguenze per i nostri piccoli pazienti possono essere gravi, dicono i pediatri. Serve un supplemento di discussione, soprattutto in un territorio, quello veneziano, già fragile. Con la speranza che c'era che Marghera, Venezia si potessero diventare qualcosa di diverso, quasi una bandiera, no? Per una rivoluzione verde. Questa cosa ci riporta indietro di 1000 anni, insomma, perché è impensabile che se c'è un inceneritore da una parte e ci sono dei rifiuti tossici dall'altra, le due cose alla fine non vengano messe insieme.